vieni, prego, non aver paura dell'umidità. Qui siamo in seminterrato, molto umido. Oh, là, disastro, casino. L'ordine fa tristezza, noia. Il disordine è vita. Se anche voi siete d'accordo, potete commentare sotto, anche con una foto di uno spazio vostro disordinato. E allora, Che stanza è questa? che stupidità la mia. Questo è lo studio delle registrazioni. Abbiamo una rarità in casa canale. Parete bianca, un posto fantastico dove creare video, perché voi siete persone intelligenti, perché seguite Canale Canale, quindi avete visto che questa casa è piena di quadri. Mia mamma, se vede una parete bianca, c'ha l'ansia, mette subito un quadro. Questa stanza chiusa, in modo che lei non veda che qui c'è una parete bianca. Lo sta scoprendo adesso. Non ti preoccupare, mamma, mettiamo subito un quadro di Canalino, il canalino che canta. Non mancano qui le attrezzature professionali, green screen. Wow. Il puzzle. Vedete? Un puzzle che ho fatto io. Stavo per completare il puzzle quando mi accorgo che mi mancava un pezzo. Per me è stato un brutto momento. Il bambino che finalmente riesce a finire l'impresa e che manca un pezzo. Questo pezzo qua mancava. È mia mamma che ha risolto il problema. È stato tagliato dalla scatola che ti mostra il disegno finale. Nel momento in cui mia mamma mi avrebbe fatto capire che lei avrebbe risolto tutti i problemi della mia vita. Grazie mamma. Anche voi avete un aneddoto simile da raccontarmi? Avrei tanto caro di leggerlo. Scrivetelo nei commenti. Good morning guys, my walk-in closet, come with me. Sì. Adesso vi farò vedere la sala dei costumi. Non formalizzatevi perché viene casino. Vabbè, avete vista? No, scherzavo. Questa è una sala che noi teniamo chiusa al pubblico perché qua viene casino. Però è anche bello così, no? Viene casino. Ma nessuno ne sa. Da oggi lo sapranno tutti. C'è chi come la Ferragni ha la cabina armadio. Mix of Louis Vuitton and Gucci and Prada. E c'è chi come me ha la cabina armadio con i vestiti per la vendemmia. Qui c'è tutto ciò che serve per il fantastico mondo del lavoro. Produttività. La regione, insieme a tutte le altre, in maniera diversa, appunto, ci tiene a far sì che questo sia un grande paese. Oh, wow! Ogni indumento che c'è qui dentro è legato indissolubilmente a un mio ricordo della mia vita lavorativa, sentimentalista, imprenditoriale, tipo questa. Questa è una vendemmia 2014. Vendemmia 2000. Ho un dubbio. Se anche voi avete a casa vostra l'armadio dei vestiti da lavoro, scrivetelo nei commenti. Le altre volte ci tenevo, ma questa roba qua ci tengo tantissimo di saperla. Assolutamente. Venite fuori. Vabbè, quel lusso. Gli altri influencer colleghi sono degli sfigati perché non hanno il forno a legna dove il mio papà assiduamente fa il pane, mia mamma le focacce. Chiaretta Ferragni. Ciao guys. Finché tu non avrai il forno a legna dove fare il pan fatto in casa, per me sarai comunque sempre non al top. Siete d'accordo con questa affermazione dura? Scrivetelo nei commenti sotto sempre. Bene, vi ho fatto fare un tour della casa, per farvi entrare nella mia intimità, perché comunque followers per me siete importanti. È giusto che io vi racconti anche le parti più personali della mia esistenza. Ricordatevi che la porta della mia casa per voi è sempre aperta. Ciao, scusa, è qua che abita. Ma sei tu? Cioè, ma vi rendete conto? Venire a casa mia, invadere la mia sfera, scusa, personale. Possiamo fare un video in maniera invadente. Qui mandi i miei. Questa è la mia sfera privata, questa qua. I miei amici. Condividete video, mettete like, ma dai, un attimo. Ma un attimo. Fenomeno. Ascolta, c'è Del Piero di là, Dove? Di là. Di là? Sì, l'ho visto io. Del Piero, un grande. Devo fare i selfie. Curi. Fotografi. E guardate questo? È un gallo senza testa. È da monito per tutti gli animali che hanno intenzione di distruggere i fiori de memare.